Una rivoluzione da 50 milioni di euro. Il futuro delle case di riposo nasce oggi con quello che in burocratese si chiama accordo di programma. La Regione Veneto, il Comune di Vicenza e l'IPAB si impegnano a costruire 3 nuovi centri servizi per anziani non autosufficienti, a Laghetto, a Maddalene e a Cabalbi, per un totale di 360 posti letto, e a ristrutturare 3 residenze, San Pietro, Trento e Salvi San Camillo, che in tutto valgono altri 374 posti letto. L'anziano potrà vivere nel verde e non saranno strutture chiuse. Ad esempio, uno avrà bisogno di una riabilitazione perché è caduto, ci saranno gli ambulatori di riabilitazione, ci sarà una parte di centro diurno, cioè la struttura per anziani sarà una parte viva del quartiere. È una sfida inedita perché inedita è la generazione a cui dobbiamo dare delle risposte. Le case di riposo cambiano pelle, innanzitutto perché cambia pelle la società. L'aspettativa di vita aumenta, la città invecchia, 23.000 vicentini hanno più di 65 anni, gli ultra ottantenni sono 8.500. C'è bisogno di rinnovare gli spazi per gli anziani, sia quantitativamente che qualitativamente. La rivoluzione però è appena all'inizio. Dei 50 milioni di euro che serviranno, oggi ce n'è solo 5, quelli che finanzia la Regione Veneto. Quel che resta ce lo deve mettere l'IPAB vendendo i suoi gioielli. Finiscono all'asta Palazzo Serbelloni, Villa Rubini, l'area Salvi, quella di Laghetto e San Pietro in Trigogna. E con i quattrini ricavati, grande dignità, grande bellezza, grande comfort per i nostri anziani.